Buongiorno, io sono il dottor Fabrizio Bassini, direttore dell'unità operativa di ortopedia e traumatologia dell'azienda numero 3 Alto Friuli. L'argomento di cui vi voglio parlare quest'oggi è inerente all'intervento di protesi di ginocchio eseguito con una tecnica particolare con strumentario personalizzato cosiddetto PSI. L'intervento di protesi di ginocchio è una procedura oramai consolidata nel campo ortopedico, è un intervento di provata efficacia e proprio per questo in continuo aumento in tutto il mondo. La divisione di ortopedia dell'azienda numero 3 Alto Friuli, con 150-200 impianti di protesi ginocchio all'anno, si pone tra i primi posti in regione in questa metodica. Dal 2011 stiamo utilizzando anche questa nuova tecnologia PSI di cui andiamo a parlare. È chiaro oramai da anni che il risultato dell'intervento di protesi di ginocchio è molto condizionato dalla precisione della tecnica chirurgica. E proprio per questo molta attenzione è stata dedicata negli anni all'evoluzione dello strumentario chirurgico, sia uno strumentario manuale tradizionale, sia uno strumentario computerizzato che sostanzialmente è la navigazione. Per migliorare ulteriormente i risultati si è aperta recentemente una nuova frontiera, quella dello strumentario personalizzato Patient Specific Instruments, PSI. Come funziona questo intervento? Il primo passo è l'esecuzione di una risonanza nucleare magnetica o di un attacco al ginocchio da operare. Le immagini vengono poi elaborate con un software dedicato che ci consentirà quindi di fare una pianificazione dell'intervento, quindi un planning preoperatorio. Si tratta praticamente di un intervento virtuale. Con questo software noi siamo in grado di scegliere il tipo di protesi, di scegliere la taglia della protesi, di decidere l'ammontare delle resezioni ossee, del femore e della tibia e la loro direzione e il posizionamento finale della protesi in termini di asse, rotazione, inclinazione, eccetera. Una volta fatto questo planning, noi inviamo il planning via internet a una ditta specializzata che ci costruirà delle mascherine, delle guide di taglio monopaziente costruite sull'anatomia stessa del paziente e tramite queste guide, queste mascherine, noi riusciremo a resecare i capi ossei e a posizionare la protesi esattamente come pianificato nel nostro intervento virtuale. Queste mascherine poi vengono inviate direttamente all'ospedale di Tolmezzo dove noi eseguiamo l'intervento. Parliamo dell'intervento chirurgico vero e proprio. Con la tecnica tradizionale, come vi accennavo precedentemente, esistono molti strumentari manuali piuttosto complessi che noi utilizziamo per cercare di fare l'intervento in maniera più precisa possibile. Con la tecnica PSI tutti questi strumenti non servono più, ma l'unico strumento è quello appunto personalizzato, queste mascherine in resina che noi andiamo ad applicare, come vedete nella diapositiva sulla destra, andiamo ad applicare esattamente sui capi ossei ed essi si adattano perfettamente perché sono stati costruiti appositamente e sulla scorta di queste guide, di queste mascherine, noi eseguiamo i nostri tagli ossei e il posizionamento della nostra protesi. Quindi quali sono i vantaggi di questa tecnica PSI, Patient Specific Instruments? La possibilità di fare un'accurata pianificazione dell'intervento, la maggiore precisione delle resezioni ossee, l'intervento risulta più semplice proprio perché non abbiamo bisogno di tutti questi strumentari, il tempo chirurgico è senz'altro ridotto e tutto questo porta a un miglioramento dei risultati clinici. E in ultima analisi, ed è quello che conta per i nostri pazienti, a una migliore qualità della vita. Vi ringrazio, buongiorno.